presentare pubblicamente un ricorso al TAR che abbiamo presentato sia come gruppo, ma in particolare alcuni componenti del gruppo che avevano partecipato a suo tempo al bando per il rinnovo delle cariche all'interno della Marco Polo System J. Questi formali del ricorso, forse è bene ricordare a tutti che la Marco Polo System J si costituisce, che è una partecipata del Comune di Venezia, viene costituita nell'anno 2000 e da allora è gestita sempre dalla stessa persona, l'amministratore unico Pietrangelo Pettenò, che oggi è al terzo rinnovo di mandato. Questo signore ha gestito in questi 10 anni non solo Forte Marghera, ma 8 milioni di contributi che vengono dalla Comunità Europea, dalla provincia. Quarto mandato. Terzo rinnovo, quarto mandato. Perfetto. Dicevo, 8 milioni di euro destinati in teoria alla gestione di questo forte, inizialmente anche del campo trincerato, ed è sotto gli occhi di tutti la condizione di questa che è stata da più parti definita come l'area paesaggisticamente dal punto di vista storico più importante di tutta la terraferma veneziana. Quindi c'è un problema, vi ricordo che Pietrangelo Pettenò è attualmente consigliere regionale, ma è un politico di carriera e che ha gestito univocamente quest'area a sua discrezione. Vi ricordo anche che per 13 anni Marco Polo System J non ha avuto un collegio dei revisori che potesse controllare il suo operato. Non stiamo insinuando nulla, stiamo solo descrivendo questa situazione. Bene, nel gennaio scorso il sindaco Orsoni fa un bando pubblico per il rinnovo delle cariche. Questo bando scadeva il 27 gennaio, ha visto la presentazione di 37 domande tra amministratori e revisori e solo il 19 di dicembre dello scorso anno sono stati nominati revisori e è stata rinnovata per la terza volta, quindi il quarto mandato, la carica Pietrangelo Pettenò. Peccato che Pietrangelo Pettenò non avesse fatto domanda, non avesse partecipato al bando, ma avesse tardivamente, guarda caso, lo stesso giorno della nomina, presentato questa richiesta. Il ricorso quindi non è contro la persona, è contro le modalità con le quali il Comune di Venezia ha dato mandato esclusivo ad un'unica persona, senza nessun controllo per 13 anni a gestire Marco Polo System J e per 10 anni, perché il mandato su Forte Marghera è del 2004, per gestire quest'area. Siccome però da sempre siamo propositivi, vi ricordo che abbiamo organizzato un percorso di progettazione partecipata interamente autofinanziato, offrendo al Comune un documento che è stato presentato pubblicamente più volte, che sono le linee guida condivise e partecipate per Forte Marghera, che è stato sostanzialmente da un lato ignorato dall'amministrazione pubblica e dall'altra usato invece dagli imprenditori privati che stanno cercando ancora oggi di mettere le mani su Forte Marghera. Sto parlando di Impregilo, sto parlando di Mipaghe, sto parlando della stessa Marco Polo System J. L'hanno usato rivedendo un po' i loro programmi e cercando di addolcirli, di attenuarli, usando in parte le nostre idee, a fini evidentemente strumentali. Il Comune, dal canto suo, ha nel frattempo adottato un piano di recupero di iniziativa pubblica, sul quale abbiamo presentato diverse osservazioni, come gruppo 9 osservazioni, ma ve ne sono molte altre, e siamo ancora oggi in attesa delle controdeduzioni. Il piano quindi al momento è ancora fermo, ma contemporaneamente il Comune di Venezia sembra che stia predisponendo il bando per verificare quali sono gli interessi, ancora una volta privati, per la gestione di quest'area. Siccome però da sempre, stavo dicendo, siamo propositivi, contemporaneamente a questa azione, a questo ricorso al TAR Veneto contro il sindaco Orsoni e contro l'amministratore delegato Pettenò per evidenti irregolarità nel rinnovo della sua nomina, eventualmente nel volantino sono specificate le 6 motivazioni del ricorso, adesso non vi voglio annoiare
Contestualmente, dicevo, abbiamo presentato insieme ad altre associazioni la richiesta di adottare le aree verdi di Forte Marghera. Questa richiesta si fonda sull'attuale regolamento del Comune di Venezia per il verde, che prevede appunto questa possibilità. Abbiamo visto in questi anni crollare edifici vincolati con evidente disprezzo per le leggi dello Stato che prevedono l'obbligo di conservazione per il detentore del bene. Abbiamo visto quest'area progressivamente degradarsi. Se qualcosa sta in piedi non è certo merito della Marco Polo, ma è merito di Controvento e delle altre associazioni residenti nel Forte, che nonostante non avessero prospettive a lunga durata di permanenza all'interno del Forte, hanno garantito quella minima manutenzione ordinaria grazie alla quale questi edifici sono ancora in piedi. Questa azione, questa richiesta dimostra ancora una volta, la richiesta di adozione del verde, la volontà del gruppo di essere propositivo, quindi di non opporsi in maniera pregiudizievole alle azioni dell'amministrazione e delle sue società partecipate, ma di cercare da sempre e a proprie spese di dare un contributo per migliorare la qualità della vita, per migliorare la qualità di queste aree a verde pubblico.